Le 8 regole sul corretto utilizzo dell'antibiotico. 1. Smaltimento dell'antibiotico. Terminata la terapia, non conservare gli antibiotici avanzati in casa e non gettarli nei rifiuti, ma smaltiscili negli appositi contenitori situati vicino alle farmacie. 2. Antibiotico e raggi solari. Durante l'assunzione dell'antibiotico, evita le ore più calde del giorno, soprattutto d'estate. L'esposizione al sole può comportare fastidiose reazioni cutanee. 3. Antibiotico e influenza. In caso di influenza, evita di assumere l'antibiotico. Non ha alcun effetto contro i virus che la causano. Consulta il medico in caso di necessità particolari. 4. Meno antibiotici grazie ai vaccini. I vaccini abituano il nostro sistema immunitario a riconoscere e a combattere batteri e virus. Se ci ammaliamo di meno, riduciamo l'uso dell'antibiotico. 5. Antibiotici e animali. Non dare antibiotici agli animali senza il parere del veterinario. L'uso improprio genera batteri super resistenti, compromettendo l'efficacia delle cure per tutti. 6. La durata della cura antibiotica. La terapia antibiotica non va né interrotta né prolungata. Affinché abbia effetto, segui sempre i dosaggi e i tempi prescritti dal medico. 7. Puntualità nella cura antibiotica. La puntualità è importante. Ricorda di rispettare gli orari di somministrazione dell'antibiotico e concorda con il medico quando assumerlo, anche in relazione ai pasti. 8. La ricetta dell'antibiotico. L'antibiotico va assunto solamente su prescrizione medica. Basterà recarsi in farmacia con la ricetta per ottenere il farmaco. Antibiotico sicuro. È la campagna di sensibilizzazione all'uso consapevole degli antibiotici promossa dall'Unità Operativa Complessa Farmacia dell'Istituto Oncologico Veneto, inserita all'interno di un progetto regionale di farmacovigilanza finanziato dall'Agenzia Italiana del Farmaco. Per saperne di più, visita il sito yoveneto.it/antibiotico sicuro.